Adesso fare un po' un riassunto di quello che è stato l'impiego dei combustibili fossili in Sardegna nella produzione energetica e quelle che poi sono le ricadute sanitarie che questo ha comportato. Ora, il discorso delle trivellazioni in qualche modo rappresenta la coda di un modello di sviluppo ormai arrivato a esaurimento. È come se noi pretendessimo di tirar fuori del succo da un limone che abbiamo spremuto, trivellando la scorza che è rimasta. E quindi è chiaro che vedremo la necessità anche di dotarci, e io l'ho chiamata l'altro giorno, una narrazione di quelli che sono altri modelli di sviluppo che in qualche modo noi dovremmo necessariamente trovare. Voi pensate che dal 2008 al 2013 il barile di petrolio è passato da $50 a barile a oltre i $100 a barile, che era la soglia cosiddetta psicologica. Questo è espressione di una situazione in cui ricercare ancora combustibili fossili, e in particolare con queste metodiche che sono di bassa resa e di grande spreco di denaro, sicuramente non ci farà ridurre il barile del petrolio, ma praticamente lo farà andare ancora più su, avanti. Quello che è interessante è che vedevo, leggendo la Nuova Sardegna, che riportava la cronaca della presentazione del progetto Eleonora. Una delle cose che mi ha entusiasmato è leggere finalmente, appena troviamo il metano, il costo dell'energia in Sardegna si ridurrà del 30, forse anche del 40%. Ma chi è che lo diceva? Lo diceva la Saras, che il 24 aprile del 2008 è stata messa sotto infrazione da parte dell'Authority dell'Energia, perché praticamente creando un cartello assieme ad altre società come Leni, Butangas, Liquigas, eccetera, pur producendo qui in Sardegna il gas GPL, praticamente ce lo facevano pagare il doppio rispetto a quello che era il prezzo del gas GPL prodotto in Sardegna e acquistato nella penisola italiana. Quindi capite bene che con dei precedenti di questo genere, quando si sentono queste affermazioni, ci viene solamente da sorridere, perché normalmente alle persone bugiarde normalmente non ci si dovrebbe neanche star dietro, però purtroppo i nostri politici, non capisco perché abbiano probabilmente lo stesso simil sentire, hanno lo stesso questo feeling straordinario, in realtà ci cascano sempre, dicono però stavolta appena arriva il gas lì, praticamente il metano col gas, avremo un abbattimento dei costi dell'energia. Allora quello che io voglio fare è fare prima una carrellata su quello che è il nostro modo di produrre energia, che è poi quello che ci creerà e ci ha creato tutta una serie di problemi. Noi conosciamo qualcosa sul nostro sistema elettrico, allora badate bene che una delle cose più importanti è che non è vero che c'è carenza di produzione energetica. Badate bene che una di queste verità è emerso quando si creano delle situazioni di crisi nella gestione del mercato elettrico. Voi sapete bene che nel 2003 ci fu quel famoso blackout, la Sardegna che teoricamente all'epoca doveva essere dipendente dal punto di vista energetico, fu l'unica che non si spense tutta l'Italia, ma badate bene, non è che fosse una condizione di carenza energetica, praticamente il blackout si è avuto con
con questo peso alle ore 11 del giorno 17 si raggiunse un picco che erano di 53.105 megawatt. Ma badate bene, in Italia c'è un installato di potenza che è il doppio, per cui il problema principale non è la carenza di energia, è come questa energia si gestisce, e quindi è quella che si chiama in gergo una governance o governo delle energie. Avanti. Ma quali sono le nostre conoscenze sul sistema di produzione di energia elettrica in Sardegna? Avanti. Quello che è importante ricordare è che la Sardegna, come l'Italia, ma prevalentemente la Sardegna, come vedete, è caratterizzata dalla presenza di grandissimi poli di produzione energetica. Ci abbiamo appunto, come vedremo poi, la Saras a sud-ovest, ci abbiamo poi l'Enel con le sue centrali a carbone, ci abbiamo Eono con la sua centrale a carbone, e poi tutta una serie di altre piccole entità. Quello che è interessante è capire che quando c'è un'assenza di governo dell'energia, e quindi non c'è una qualità nella produzione energetica, quello che viene a crearsi è la possibilità che si sfasi la distribuzione dell'energia. Per chi ha dimestichezza sa benissimo che esiste una trifasica nella media, nella bassa potenza, ma anche nell'alta, nella rete di distribuzione di alta potenza. Ma quello che è interessante è vedere che già un primo elemento salta agli occhi. In Sardegna abbiamo una qualità della distribuzione dell'energia così bassa, con circa 250 minuti di interruzione improvvisa l'anno, a Milano solamente 7 minuti l'anno. Quindi badate bene che la qualità dell'energia è veramente scadente. Poi vedremo qual è il ruolo della Saras nell'imporci una scarsissima qualità della produzione energetica. Avanti. E qui vediamo appunto quello che abbiamo già visto, come appunto sono ben distribuite quelle che sono le potenze in Italia. Però nonostante tutto, vedete, nonostante ci sia un esubero di potenza nella produzione energetica in Italia, noi esportiamo, l'Italia in realtà importa energia. Avanti. E guardate cosa succede. Questa è una cosa molto interessante da vedere. La Val d'Aosta praticamente esporta circa il 131,3% della sua produzione energetica. E voi mi chiederete, ma perché? No, ve lo spiego, è una cosa semplicissima. Le centrali idroelettriche della Val d'Aosta in qualche modo servono per fare business da parte dell'Enel. In che modo? Sapete bene che la Francia, che noi abbiamo come dirimpetario per d'Aosta, ha una produzione di energia prevalentemente da energia atomica, cioè da centrali nucleari. Qual è la caratteristica delle centrali nucleari? Sono caratteristiche particolari, cioè non è una centrale che io posso spegnere, riattivare o spegnere, deve essere sempre in produzione. Quindi cosa succede? Che la notte i francesi non è che ci vendono l'energia perché noi ne abbiamo bisogno, ma perché loro la devono regalare quasi. Infatti l'Enel più o meno la compra circa 20 euro a megawatt, ripompa la notte le stazioni idroelettriche valdostane e poi praticamente la rivende a prezzo incentivato la mattina nel mercato infragiornaliero. Quindi quando sentite dire ma noi in Italia siamo costretti a importare l'energia, no, è semplicemente un meccanismo di business as usual, come si dice normalmente in termini economici, per favorire quello che è una
business, in questo caso del bene. Altro dato importante, come vedete la Val d'Aosta esporta quasi tutto. Il Piemonte, grande regione industriale del nord dell'Italia, invece, come vedete, è deficitaria di produzione di energia. Questi sono grafici di penna, quindi non sono taroccati, sono loro che ci dicono come sta la situazione. Avanti. Altra cosa interessante, avanti, è vedere a questo punto come ci ritroviamo noi. Ritorniamo indietro un attimo. Allora, questa non era il Piemonte, era la Lombardia, e quello che mi interessa vedere assieme a voi è che cosa? Quanto consuma un abitante della Lombardia diciamo in un anno. Se vedete, qui abbiamo questo dato che è di 7.029 kWh, avanti. Quello che è interessante vedere è quello che noi consumiamo, e questo ce lo dice Terna. Noi consumiamo addirittura più di un lombardo, e sapete bene che in Sardegna tutto sommato non c'è questa grande ricchezza. Quindi un altro discorso importante da focalizzare, che non è tanto la quantità di energia che si produce che fa la ricchezza, ma è come questa energia poi viene messa a frutto. E quindi questo è un altro dato estremamente importante. Quello che emerge, oltre questo esorbitante consumo pro capite, e poi vedremo che è legato prevalentemente a un sistema industriale fortemente energivoro, cioè che spreca energia, per cui quando sentirete un sindacalista che vi difende l'Alcoa, le Eurolimine, eccetera, dicendo quelle sono fabbriche energivore, il concetto di, o meglio, la qualifica di energivoro non è una qualifica positiva, è una qualifica negativa, cioè vuol dire praticamente che sono delle fabbriche che sprecano energia, che usano male l'energia. E quindi questo, però quello che è importante vedere è che qua, nonostante tutto, in Sardegna, con tutto questo carico e questo spreco di energia, siamo anche esportatori di energia. E badate bene, questi sono dati del 2007, i dati recenti relativi alla presenza del Saipem, cioè dell'elettrodotto che adesso connette Porto Torres con Civitavecchia, la quantità di energia che si avvia dalla Sardegna verso il continente italiano è molto di più. Quindi capite bene che a questo punto c'è una progettualità nei confronti della Sardegna, una progettualità che non è nostra, è una progettualità d'altri, che in qualche modo ci vede come piattaforma energetica del Mediterraneo, cioè noi dobbiamo sacrificare i nostri polmoni per produrre energia per dare ad altri. Avanti. E guardate quanto noi siamo sacrificati per produrre questa si chiama intensità elettrica per PIL in megawatt ora per milione di euro. Allora, per avere un incremento, ammesso che il PIL sia un indicatore di felicità, ma almeno un indicatore economico lo è, quello che è importante vedere è come in realtà noi abbiamo la necessità di impiegare il doppio dell'energia per poter avere 1 milione in più di PIL. Per cui il doppio rispetto alla penisola italiana è come se ci chiedessero, ma noi però il sistema Sardegna deve imparare a essere competitivo. Beh, come si fa a essere competitivi quando gli altri arrivano dopo un giro di pista mentre noi ne dobbiamo fare 2 di giri di pista, per cui il concetto di competizione a questo punto va ridefinito. Quello che ovviamente a noi interessa come medici è che a questo dato di PIL, di un punto di PIL, corrisponde il doppio di emissioni di anidride carbonica, che è un gas serra, quindi che ha un impatto globale, però badate bene che ogni volta che si produce anidride carbonica però abbiamo tutta una serie di inquinanti locali, che poi vedremo in seguito, che
attentano alla nostra salute. Per cui da questo punto di vista noi ci ritroviamo ad avere una maggiore esposizione, quindi quasi il doppio di esposizione a questi inquinanti da combustione rispetto a quello che può succedere nella penisola italiana. Avanti. Ma che cosa bruciamo? Perché ci dobbiamo preoccupare? Avanti. Allora, quello che è importante vedere è che un tempo avevamo una produzione giornaliera di 1 megawatt, dico un tempo vuol dire semplicemente 2 anni fa, adesso chiusa l'Alcoa, la Syndial e l'Euroluminia, si è passati ad avere dei picchi di consumo sino a 1700 megawatt, specialmente nel periodo estivo, adesso siamo arrivati ad avere dei picchi di 900 megawatt, quindi c'è una ridefinizione di quello che è il mercato dell'energia qui in Sardegna e quindi iniziamo proprio a capire perché ci si muove a trivellare, a creare biomasse, inceneritori, schifezze di tutti i tipi, perché in qualche modo questo sistema sta entrando in crisi e vuole in qualche modo, come dicevamo prima, almeno trivellare la luce. Avanti. E vedete quali sono gli operatori più importanti? L'Enel. E questi vediamo che cosa bruciano prevalentemente: carbone biomasse, oleocombustibile, gasolio, oleocombustibile, questo vale anche per E.ON. Quello che è interessante vedere è il ruolo di questi 575 megawatt della Sarlux, che è praticamente la centrale che è legata alla raffineria della Saras, appunto quelli che addirittura appena troveranno il metano ci faranno abbassare il prezzo dell'energia. In realtà che cosa succede? Questi operatori, la Sarlux, ha una caratteristica particolare. Tutti adesso discutiamo di zona franca, no? Sulla necessità di dare incentivi, eccetera, eccetera. Ma guardate bene, la Sardegna è già zona franca, almeno per quanto riguarda la Saras, tanto che loro producono questa energia in un regime particolare che si chiama appunto priorità di dispacciamento e non obbligo di regolazione, quindi ricordatevi quei 257 minuti di interruzione improvvisa a chi devono essere addebitati, ma la priorità di dispacciamento permette a loro di entrare nella rete quando vogliono, con le modalità che vogliono e in particolare in quella fase di mercato dove riescono a spuntare il prezzo più alto. Perché? Perché godono di un incentivo particolare, poi lo vedremo, che è quello delle CIP6. Il CIP6 è praticamente un incentivo che permette di assimilare una sporcizia come quella, cioè bruciare i rifiuti della rigenerazione, come se fosse il solare fotovoltaico. Cioè loro praticamente si ritrovano a godere di questo tipo di incentivo. Quindi tutti questi diciamo che siamo noi i benefattori della Saras, non sarà mai la Saras a essere nostra benefattrice. Avanti. Ma perché noi siamo preoccupati come medici? Perché ci siamo presi la briga di guardare tutto il sistema elettrico italiano. Vi ho fatto vedere alcune situazioni particolari, non vi ho fatto vedere quella della Puglia, che è veramente altrettanto singolare, un po' come la nostra. Ma perché? Perché dei medici si interessano a queste cose? Perché a noi ci interessa praticamente capire quello che emette un tipo di sistema di produzione energetico come questo, legato ai combustibili fossili. E badate bene, il metano e gli idrocarburi che questi vorrebbero ancora cercare, praticamente fanno parte appunto di questi combustibili fossili. E vediamo che nei fumi troviamo delle polveri, o meglio, in termini più colti, si chiama materia particolata. E come vedete, relativamente a quello che è il diametro di questa materia particolata, noi abbiamo diverse classificazioni. Abbiamo il PM10, il PM2,5 e il PM0,1. Guardate bene che le direttive europee e la legislazione italiana per adesso si accentrano come attenzione sul PM2,5, per cui vedere quella
quella valutazione, o meglio quello studio preliminare della Salas che parla di polveri, è veramente come dire, una barbarie di tipo scientifico, perché in realtà ci sono già delle leggi che impongono di specificare in termini di particolato, in diametro del particolato, quanto emetti e nonostante tutto vi dico che noi medici ancora non siamo soddisfatti, perché il PM2,5 è sicuramente molto aggressivo, ma è molto più aggressivo il PM0,1 e quelle che vengono conosciute, vengono nominate come nanoparticelle, cioè che sono 0,0001. E allora, badate bene che questo mette in evidenza un problema principale. Le scoperte scientifiche normalmente sono molto più avanti di quello che è poi il quadro legislativo, per cui è chiaro che noi insisteremo sempre perché si vada a considerare anche il PM01 e tutto ciò che è più piccolo del PM01, del micron praticamente. Però ovviamente questo richiederà un'azione ovviamente di quelle che sono organizzazioni scientifiche come la nostra, ma anche la partecipazione dei cittadini, perché noi come missione abbiamo anche quella di creare consapevolezza dei cittadini. Avanti. E vedete quanto è più piccolo il PM01 rispetto a un capello, al PM10 e al PM2,5. Avanti, e quello che è importante capire è come non esistono, quando sentirete comunque dirvi no, ma esistono i filtri eccetera eccetera, e sono balle, perché? Perché solamente il 30% del PM2,5 viene rimosso da questi filtri, ma non si parla assolutamente di filtri che lasciano passare proprio la parte più insidiosa delle emissioni, che è quella appunto al di sotto delle 0,1, in particolare delle nanoparticelle. Avanti, che come vedete poi non è che siano una parte insignificante dell'emissione, cioè tutto ciò che sta sotto lo 0,1 rappresenta l'80% delle emissioni, per cui come ben capite il problema del modello di produzione energetica ha una ricaduta evidente su quello che sono le condizioni della nostra salute. Questo è un dato che ovviamente è giusto conoscere. Avanti. Quello che è importante poi è vedere che più sono piccole, più è grande la superficie di reazione delle varie sostanze che sono contenute nelle emissioni. Che cosa vuol dire? Se io ho un cubo di 1 per 1 metro, se poi lo divido in tanti cubetti di 1 centimetro, io aumenterò quella che è la superficie di reazione, dove si possono creare tutta una serie di reazioni catalizzate dai metalli e in particolare reazioni che vanno a formare quelle che si chiamano le polveri secondarie, dove le famose diossine, che secondo alcuni possono essere bruciate a tale temperatura, una volta uscite fuori si riaggregano e quindi ce le ritroveremo sempre. Avanti.